Palermo, non è la prima volta che torno a Palermo, ci vengo da tanti anni, è la prima volta che vengo per il 3 settembre. Ritornerebbe a vivere a Palermo? Che sensazione ha provato oggi? Da figlia lo può immaginare, da cittadina può immaginarlo ancora di più, però sono assolutamente convinta che voglio crederci, se no. Cosa è cambiato secondo lei in 30 anni? Questo me lo dovete dire voi che vivete a Palermo. Io quando torno a Palermo trovo grande rispetto, grande civiltà, grandi contraddizioni, ma quelle hanno sempre fatto parte di Palermo e di qualunque altra grande città. Tutte queste divisioni che ci sono ogni volta sulla lotta alla mafia, non riboliscono, creano problemi, è sempre la stessa storia che si ripete. Sì, perché è sempre una storia politica in realtà. Voglio ricordare il sacrificio di Carlamberto dalla Chiesa perché deve essere un monito per tutti noi. Come dicevo prima, non è morto. La sua morte sono successi tanti fatti, si è fatta molta strada, molta altra si deve fare, quindi oggi noi dobbiamo soltanto impegnarci a lavorare seriamente per contrastare questo drammatico fenomeno. Ma la sua morte deve essere un monito per tutti noi.